Governo Monti bis. L'UDC lo sostiene se non l'invoca, ma già il segretario nazionale del PDL Alfano lo boccia e con lui oggi anche i gruppi regionali PDL del Nord. Credo che quando si dà la parola ai cittadini, agli italiani, come accadrà nel marzo prossimo, saranno loro a decidere chi dovrà governare. Il Popolo della Libertà punta a ricostituire un governo politico eletto dagli italiani che devono decidere in autonomia. Monti ha continuato a ribadire che non si ricandida, quindi stiamo per il momento a questo tipo di valutazione. La politica, con i suoi partiti, con i suoi rappresentanti, con i rappresentanti del popolo, deve impadronirsi e prendersi le responsabilità. Ritornare dunque nel 2013 al governo della politica. Il PDL sta lavorando a questo proposito, portando avanti proprio dal Veneto la questione settentrionale. La riunione di oggi voleva lanciare su scala nazionale quella che sarà l'agenda fitta di iniziative e proposte che riguarderanno tutto il Nord. Prevede ovviamente interventi che riguardano l'aspetto istituzionale con risparmio di costi per le istituzioni della politica, accorpamento di province, interventi che consentono anche risparmi significativi a livello di spese regionali, là dove le spese sono sempre state virtuose, e quindi interventi anche di carattere fiscale. Questione settentrionale che si trasforma in macro regione con i temi cari alla Lega, con la quale peraltro, spiegano al PDL, si continua a dialogare e ad amministrare assieme dove assieme sia al governo. E mentre con avvocati e tecnici si cerca di rendere fattiva la macro regione, per il futuro del partito Dario Bondo ha una sua visione di futuro che va oltre al nome. Io ho davanti un'immagine di un partito che è regionalizzato ma che è anche per classe di operatività, tenendo sempre gli amministratori al primo posto davanti. Questo lo vedremo.